Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Spettacolo Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare di calciomercato. Lo so, se a me che a voi sono mancati gli episodi di calciomercato, però meno male che sono ritornati. Allora, io partirei dalla notizia più importante di oggi, cioè Alfonso, scusate. Xabi Alonso, ormai ex allenatore del Real Madrid, non allenerà più i Blancos, è stato esonerato ieri dal Real Madrid, appunto, non sarà più quindi allenatore del Real Madrid. Il Real Madrid stesso ieri ha già trovato il sostituto di Alonso, che si chiama Alvaro Arbeola. Quindi Alvaro Arbeola, tu Real Madrid, here we go down there. E poi questa qui notizia più importante che avevamo. E poi abbiamo una notizia su Gallagher, ormai ex Tottenham, che è il nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, here we go, per 40 milioni di euro. Il Real Madrid, scusate, l'Atletico Madrid ha superato tutte le concorrenze, come quella là dell'Aston Villa, che era molto vicino a chiudere, la trattativa con il giocatore, col Tottenham, perché ricordo che ha giocato nel Tottenham, ed era molto vicino, però l'Atletico Madrid durante la notte riesce a chiudere la trattativa. Juve, ora abbiamo una notizia sulla Juventus, perché la Juventus vuole per giugno un parametro zero di qualità, che di qualità non è un giovane, se non mi sbaglio ha poco più di 20 anni, gioca nel City, sto parlando di Bernardo Silva. Se tutto si concretizza, arriverà in Serie A, appunto alla Juventus, che è un club che ha fatto diverse chiamate sia al procuratore che al Manchester City. No, scusate, no, al Manchester City, solo al procuratore, per capire un poco come si metterà la questione Bernardo Silva, se è interessata all'Italia, se il giocatore è interessato all'Italia e se la sua volontà è quella di rinnovare col City. E nei prossimi giorni arriveranno aggiornamenti. Poi Milan è su Goretzka. Questo spegne tutte le, tra virgolette, le news, tutte le fake news che stavano girando sul giocatore che potrebbe andare al Napoli già in questa finestra di mercato. Ma no, a me non mi risulta proprio niente. Io ragazzi, lo ripeto, l'ho sempre detto, che sono qui, vi porto quello che mi piace, vi porto quello che mi dicono le mie fonti, e io non smentisco raramente, vi porto solo quello che mi dicono le mie fonti. Infatti di Corexa non ne ho mai parlato, mai, Corexa Napoli non ne ho mai parlato. Vabbè. Poi Bentò al Genoa, ieri sera, ieri è ufficiale, ieri in serata verso le 7:30, 8 era ufficiale al Genoa, però in nottata l'Al Nassr ha deciso di interrompere il prestito. Non mi chiedete il perché non lo so, le fonti non mi hanno ancora detto niente. Magari se uscirà qualche episodio di calciomercato in giornata, non lo so se farò uscire oggi o domani, vi porterò maggiori aggiornamenti sul caso Bento Genoa. Vabbè, penultima notizia,
ultime due notizie riguardanti sempre il Napoli. Allora, Napoli è su Joao Gomez del Wolverhampton, la trattativa che è per giugno. Il Napoli si sta portando avanti per giugno, ieri ha trovato già nella notte, ha già trovato l'accordo col giocatore e resta solo il Wolverhampton da capire quello che vuole il Wolverhampton. Poi Raspadori a Napoli. Raspadori è una trattativa che il Napoli sta portando avanti da massimo metà settimana scorsa. Iniziate le trattative col giocatore con l'Atletico Madrid metà settimana scorsa. Io ve l'ho detto qualche giorno fa che il Napoli doveva minimo cedere o sia Lucca Lang o solo Lucca. Oppure solo Lang a 30 milioni, 30-35 milioni. E Raspadori ha messo da parte la Roma per proprio a lasciare spazio a Napoli e trattare con il Napoli. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Non penso uscirà il video di mezzogiorno. Ciao, giù.